arrestati dalla polizia per l'aggressione mortale al 22enne Francesco Favaretto in centro a Treviso. Sono stati portati in comunità, salgono 8 i giovanissimi del branco destinatari di misure cautelari. Uccisa la moglie gravemente malata coltellandola nel 2023 a Maser, Sergio De Zen, condannato a 14 anni di carcere, l'accusa ne aveva chiesti 18. Lo sfogo di Aurora, figlia della vittima, contro il padre, una sentenza che trovo ingiusta, nessuno potrà restituirmi mamma. L'ex prefetta di Treviso Maria Augusta Marrosu rinviata a giudizio per il caso dei falsi Green Pass che sarebbero stati emessi dal Centro Salute e Benessere di Silea. Frana di Cancia, il giorno dopo si continua a scavare, detriti da rimuovere, sono forse più dei 50.000 metri cubi inizialmente stimati. Terminato il vertice in prefettura, l'assessore Bottacin, l'Alemagna riaprirà giovedì. Domani alle 15:30 a Revinelago i funerali della bimba di 2 anni morta soffocata da una ciliegia. Sei stato un dono per tutti noi, il messaggio dei genitori. Una catena umana fino alla spiaggia, il racconto del poliziotto della questura di Padova che ha salvato una bambina trevigiana dall'annegamento a Jesolo. Via alle campagne regionali per la Lega con le prime ipotesi di candidature in lista. Tra i più desiderati il sindaco di Treviso che però dovrebbe dimettersi, non so nulla, si vedrà, taglia Cortoconte che non vuole lasciare Cassugana. Intanto l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave lancia il programma della lista Resistere Veneto che lo vede candidato alla presidenza della regione. Presentato a Treviso il progetto Dream Builders, un percorso di formazione e inserimento lavorativo di giovani con spettro dell'autismo che si occuperanno di web. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie, come di consueto, ogni martedì iniziamo col proporvi il sondaggio di Ring, questa sera a partire dalle 21, condotto da Ferdinando Avarino. Vi chiediamo un tema di stretta attualità, di politica, parliamo di terzo mandato. Secondo voi chi è che non lo vuole, visto i dissidi interni agli alleati di centrodestra, Salvini o Meloni? In verde e in rosso i numeri che vedete in sovraimpressione, potete continuare a votare fino all'inizio della puntata di Ring. Iniziamo dunque con le notizie. In apertura l'esito della sentenza a Massimo De Zen. Aveva ucciso la moglie gravemente malata coltellandola a morte ed è stato condannato a 14 anni di carcere, l'accusa ne aveva chiesti 18. Niente potrà ridarmi indietro mia madre. Rispetto però questa sentenza, tu che cosa pensi? Non sono soddisfatta. Perché? Sono troppo pochi 14 anni. Amareggiata, con il cuore spezzato, parla la figlia Aurora De Zen, presente in aula per ascoltare la sentenza nei confronti del padre. Non riesce a perdonare chi le ha strappato la mamma. Rabbia, dolore, tante cose. Se pensi a tua mamma? Le avevo giurato di darle giustizia, però non come, pensavo molti più anni, una pena un po' più severa. Aurora lascia il tribunale con il peso di un dolore che non l'abbandona. Il padre Sergio De Zen, 76 anni, è stato condannato a 14 anni di carcere grazie alle concessioni delle generiche prevalenti sulle aggravanti, 4 anni in meno rispetto a quanto richiesto dal pubblico ministero Gabriella Cama. Si è concluso così il processo di primo grado nei confronti dell'anziano reo confesso che la mattina del 24 settembre del 2023 accoltellò a morte la moglie Emanuela Bittante, invalida allettata a causa di una grave malattia. L'uomo, nei cui confronti è stata applicata una provvisionale di 100.000 euro, il risarcimento del danno avverrà in un distinto procedimento civile, è stato inoltre dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente per tutta la durata della pena ed è anche stato escluso dalla successione della vittima. Le motivazioni saranno pubblicate entro 90 giorni. Il difensore di De Zen, l'avvocato Sabrina De Rossi, si è riservata di leggere la sentenza prima di prendere ulteriori decisioni. Diciamo che tutto sommato non è andata male. Il signor De Zen è perfettamente consapevole di quello che ha fatto e tra l'altro perché insomma si è consegnato immediatamente, ha confessato immediatamente, non ha mai chiesto permessi, non ha mai chiesto niente, quindi adesso ha scontato quasi 2 anni, insomma vuoi l'età, vuoi eventualmente insomma anche la rinuncia all'appello, ma insomma vedremo le motivazioni. Lui cosa ha detto oggi?
ma mi pare ancora un po' spaesato. Forse credo che abbia bisogno del tempo per elaborare. Non voleva vedere la moglie soffrire, è quello che ha sempre ribadito il 76enne in questi anni. Lui dice che l'ha fatto per non vederla soffrire, appunto, tra l'altro la signora aveva anche un cancro maligno, lui aveva visto morire i suoi genitori soffrendo molto e quindi lui probabilmente ha preferito questo che vederla soffrire, questo lui dice sempre. Poi si rende conto che non si fa, ecco, però alle volte bisogna trovarci in certe situazioni che erano sicuramente molto più grandi di lui. Omicidio di via Castelmenardo, sono saliti a 8 gli arrestati per l'uccisione di Francesco Favaretto. 5 minorenni sono finiti nelle ultime ore in comunità. All'alba è scattato il blitz della polizia. Le auto sono andate a prelevare 5 minorenni accusati di omicidio, concorso in omicidio e per 3 di loro anche rapina aggravata. Per tutti è scattata l'ordinanza di misura cautelare e sono stati accompagnati in comunità dislocate fra Veneto, Campania e Calabria. Sale dunque il numero dei giovanissimi a cui è stata afflitta la misura restrittiva per la brutale aggressione terminata in omicidio di Francesco Favaretto. Il 22enne picchiato è ferito gravemente il 12 dicembre 2024 nel cuore di Treviso. Il giovane, portato d'urgenza in ospedale, morì poco dopo a causa dei colpi ricevuti anche con dei cocci di bottiglia. Le indagini svolte nell'immediatezza dalla squadra mobile di Treviso sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso e della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori aveva consentito di raccogliere numerosi elementi di prova sul coinvolgimento di 10 indagati. Poco dopo il delitto, in carcere finirono 2 maggiorenni ed un minorenne, quest'ultimo difeso dall'avvocato Fabio Crea assieme ad uno dei maggiorenni. La cosa che mi sorprende e che porrò immediatamente all'attenzione del giudice delle indagini preliminari è la circostanza che alcuni dei minori, che io ritengo per le indagini già espletate e concluse nei confronti del minorenne essere pienamente coinvolti nell'omicidio del Favaretto, siano stati collocati in comunità piuttosto che come il minore che io difendo con la massima misura custodiale. Processo già avviato per il minorenne in questione. Siamo nel corso dell'udienza preliminare dove il giudice, su mia richiesta, ha ritenuto di procedere ad una perizia per la valutazione della maturità del ragazzo, del quindicenne, operazioni peritali che sono iniziate proprio nella giornata di ieri. Quindi su questo ci sarà la necessità di attendere l'esito delle operazioni peritali. Il processo è stato rinviato a ottobre. Ora la nuova svolta. Il proseguo dell'attività investigativa ha permesso di chiarire ulteriormente le diverse responsabilità, determinando quindi l'autorità giudiziaria ad emettere ulteriori ordinanze cautelari. 5 ragazzi italiani di seconda generazione, 4 tra i 16 e i 17 anni ed un minorenne al momento dei fatti ed oggi maggiorenne sono stati arrestati. Si tratta di 3 ragazzi e 2 giovanissime. Dei 10 coinvolti rimangono indagati altri 2 per i quali non è scattata per ora alcuna misura. Un delitto maturato in un ambiente di degrado, un'aggressione a scopo di rapina. Inchiesta falsi Green Pass, Maria Augusta Marrosu, ex prefetto di Treviso, è stata rinviata a giudizio per il caso dei falsi certificati che sarebbero stati emessi dal Centro Salute e Benessere di Silea. Con lei si presenteranno davanti ai giudici il prossimo 13 marzo anche l'ex direttore sanitario del poliambulatorio di Fiera, l'ex responsabile organizzativo dello stesso centro medico e i compagni delle 2 donne accusate di associazione a delinquere finalizzata al falso in atto pubblico. E si terrà domani alle 15:30 nella chiesa di Revinelago l'ultimo saluto alla piccola Viviana Maria Barell. Sei stata un dono per tutti noi, l'amore che hai acceso nei nostri cuori non potrà mai spegnersi. È con questo saluto che mamma Alessandra e papà Renato hanno voluto lasciare per sempre la loro piccola Viviana. Viviana Maria Barell, nemmeno 2 anni e mezzo, è morta sabato sera tra le braccia dei genitori, un nocciolo di ciliegio che le è andato di traverso e che non le ha più permesso di respirare. Disperati i tentativi di soccorrerla. Sul posto anche una vicina di casa, infermiera di pronto soccorso, che ha svolto le manovre d'emergenza.
ma a nulla è servito. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, i soccorritori del SUEM 118 hanno fatto di tutto per cercare di rianimarla, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Grande e unanime il cordoglio per la tragica scomparsa della bimba. I funerali si terranno alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Revine. Viviana lascia la mamma, il papà, le sorelle, i nonni, gli zii e tutti coloro che le hanno voluto bene nella sua breve vita. Un malore improvviso si è portato via Agata Moro, una bambina di appena 10 anni. Siamo a Treviso. Saranno celebrati alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di San Liberale i funerali della piccola Agata Moro, 10 anni, morta per un malore improvviso nella vasca mentre faceva il bagno a casa sua. La tragedia domenica 8 giugno. Una giornata passata con i genitori, la messa al mattino e il pranzo con la famiglia che da sempre si è preso cura di lei. Da subito, infatti, Agata aveva mostrato di avere una salute fragile. Quella domenica ha smesso improvvisamente di respirare. Soccorsa immediatamente dai genitori e successivamente dai sanitari del SUEM 118, per Agata non c'è stato nulla da fare. La procura, dopo la morte della bambina, ha avviato le indagini aprendo un fascicolo come atto dovuto, ma che risulta già chiuso. L'autopsia ha accertato infatti che la morte è stata causata da fattori naturali, escludendo la responsabilità di terze persone. I Moro sono una famiglia molto conosciuta e ben voluta in città, attiva nella parrocchia del quartiere, e sarà lì che si celebrerà l'ultimo saluto alla piccola tra l'affetto dei tanti che le hanno voluto bene. Un poliziotto della questura di Padova ha salvato una bambina che stava annegando in spiaggia a Jesolo. Il racconto proprio di lui, Ivan Francesconi. Ero appena andato in acqua con il cane, che l'ho mollato in acqua che nuotava, e ho cominciato a sentire le urla di una madre, di una donna, vicino all'ingresso, diciamo, sul bagnasciuga, lì in prossimità degli scogli, e urlare aiuto, aiuto, mia figlia si sta annegando. Sentendo le urla disperate di una madre e di una bimba in difficoltà, Ivan Francesco, un poliziotto del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, non ci ha pensato due volte e ha cercato di raggiungere in acqua la piccola. In spiaggia a Jesolo, con la moglie, il figlio e il cane, Francescon ha analizzato la situazione e ha visto un altro bagnante che si avvicinava agli scogli per aiutare la bambina. Tentavo di tenerla su, sono andato un paio di volte sott'acqua, però tenevo su la bambina, ho cominciato a nuotare, ma anziché tornare a riva vedevo che venivo trasportato sempre più verso il mare, insomma, verso il fondo. Le onde molto forti e il rischio di finire contro gli scogli ha reso la situazione difficile, ma Ivan Francescon ha saputo gestire l'intervento mettendo tutti in salvo. E ho visto altri due uomini, c'era sempre questo signore lì vicino, perché anche lui cercava di rientrare. E sono intervenuti altri due uomini, tra i quali il papà, che ho saputo dopo che era il papà della bambina. Però vedevo in grosse difficoltà, anche lui ha bevuto più di qualche volta, che a quel punto gli ho detto: è inutile che veniate verso di me, create una catena umana urlando, almeno chi tocca riesce a tirare gli altri, e da lì mi sono appeso, mi sono aggrappato, diciamo, al braccio di uno e mi sono tirato su. Una catena umana fino alla spiaggia ha permesso che tutto finisse per il meglio. All'inizio non aveva parole, poi mi ha abbracciato, è stata una bella sensazione, il papà era disperato, mi ha ringraziato in tutti i modi. Per il poliziotto tanta emozione nonostante la fatica fisica per lo sforzo di tenere a galla la bambina che era entrata in acqua con il suo salvagente ma che era stata travolta dalle onde. Ivan Francescon, in forza al reparto prevenzione crimine di Padova, era collega di Domenico Zorzino, l'assistente capo della polizia, annegato nel Frattagorzone 2 anni fa nel tentativo di salvare un vicino di casa caduto nel fiume. Mio figlio mi ha fatto commuovere perché, scusate, mi ha abbracciato e mi ha detto: sei un eroe, papi. Lei si è sentito un eroe? No, perché guardi, mio figlio me l'ha ripetuto anche ieri sera: papà, tu non ti rendi ancora conto di quello che hai fatto. Però non è che mi piace apparire sì, ho fatto una cosa per me naturale. Siamo alla politica. La Lega dà il via alla campagna per le regionali.
Non so niente, si vedrà. Affida a poche parole la sua personale versione del no comment il sindaco di Treviso Mario Conte, mai come in questo periodo di fronte a un bivio. E che bivio? Perché la Lega, che si è ritrovata a Noventa a Padovana per dare il via alla campagna per le regionali, spinge per averlo nelle liste. La squadra ed amministratori con la quale il Carroccio vuole recuperare il terreno perduto su Fratelli d'Italia. Conte nome importante, nome di peso, guida di Anci Veneto, ma è lo stesso Conte che solo una settimana fa a Ring ripeteva: io sono sindaco di Treviso, ho tanti impegni con i miei cittadini, ho un rapporto straordinario con la mia comunità e quindi mi sono preso questo impegno con loro e non voglio tradire la loro fiducia. Già, perché prendere la via di Palazzo Ferrofini significherebbe, per incompatibilità, lasciare Casugana. Possibile? Anche il suo braccio destro a Treviso in cima alla lista dei desideri della Lega. Mi fa piacere perché quando fanno il tuo nome vuol dire che insomma qualcosa di buono hai fatto o perlomeno la gente ti segue, però ecco, fino adesso io avevo già detto che avrei evitato le regionali per il fatto che insomma 3 campagne elettorali in 3 anni sono come Forrest Gump, sarei un po' stanchino, quindi magari me la evito questa. Intanto tra un si vedrà e un no grazie hai voglia di parlare di programmi. Centrodestra e centrosinistra sono alle prese con le beghe del nome del candidato governatore. Tempi sempre più stretti per lo sblocco del terzo mandato, mentre lo scontro Lega-Forza Italia continua. Si sta dando degli stupidi agli elettori, perché gli stiamo dicendo che se non poniamo limite ai mandati, l'elettore non riuscirà a fare l'alternanza. Quindi stiamo dando degli stupidi ai cittadini. La questione va affrontata oggi. Tocca a Zaia, che è uno dei presidenti più amati. L'anno prossimo toccherà un altro presidente che si troverà nella spiacevole posizione che parleranno del suo eventuale terzo o quarto mandato. Mi sta dicendo che quando Zaia ha deciso di fare il limite dei mandati in Regione Veneto ha detto agli elettori che sono degli stupidi. Io ero contrario, io sono da sempre contrario, perché? Poi all'interno di un partito prevale una linea generale. In Veneto è stata fatta una legge, quindi la maggioranza, il Presidente Zaia ha fatto una legge. Quindi sì, ma non è un totem, le leggi si possono cambiare. Le cose o ci credevi o ritenevi che gli elettori sono stupidi. No. Vorrei ricordare che nella passata legislatura 2017-2018, adesso potrei sbagliare di qualche mese, è stata portata alla discussione in Consiglio regionale sullo sblocco dei mandati. Ma è finita nel nulla perché per volontà del Presidente non si è voluto andare di fronte alla modifica della legge vigente. Non che gli avversari siano tranquilli. Giovanni Manildo sempre più in rampa di lancio, ma la spinta dei circoli PD tra Verona e Padova per Vanessa Camani si sta facendo sentire. Chi conosce bene entrambi spiega qual è la soluzione preferibile. Noi donne abbiamo molto caldeggiato la figura di una donna e sarebbe però una candidatura molto di Partito Democratico. Siccome dobbiamo lavorare in coalizione, la coalizione ha più favore che sia un candidato meno targato. Ed è partita la campagna elettorale anche di Riccardo Szumski. Sanità, ambiente, autonomia. Sono i punti cardine della campagna elettorale dell'ex sindaco e medico di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, candidato alla presidenza della Regione Veneto con la lista Resistere Veneto. Un raggruppamento di partiti e associazioni nato, evidenzia Szumski, dal confronto con i cittadini. Abbiamo bisogno delle firme, ma vogliamo le firme dei cittadini, perché sono loro che ci hanno ispirato. Non è che io mi sono autocandidato perché penso di essere un megalomane, è perché c'è un sentire attorno che mi ha spinto a farlo. E avremo bisogno, adesso ho centinaia di, dico migliaia di persone che mi dicono quando è che devo firmare, prudono a loro le mani perché vogliono firmare. Partiremo da questa raccolta di firme che sarà la nostra campagna elettorale. Balzato agli onori delle cronache per le sue prese di posizione contro i vaccini anti-Covid, Szumski vuole riportare la sanità al centro. Le liste di attesa non inventiamo noi, il fatto che si scappi dal pubblico per andare nel privato come operatori, sia colleghi medici ma anche sanitari, è un elemento fondamentale. I reparti sono in sofferenza, io ho qualche amico primario che è tornato vicino alla pensione a fare le guardie perché non c'è il numero sufficiente di medici per garantire la copertura. Su questo dobbiamo cambiare, ci vogliono risorse aggiuntive e allora se si trovano risorse per fare grandi opere noi siamo dell'idea che bisogna prima di tutto trovare risorse per dare risposte ai cittadini. Voi sareste in grado di cambiarla la sanità?
Ma io sono convinto di sì, partendo dalla revisione dell'azienda zero. Poi c'è l'autonomia. Tante chiacchiere per 7 anni, 8 anni ormai tra poco, e risultati zero, perché la legge Calderoli è una legge creata così, sbagliando anche l'approccio secondo me. Bastava prendere la Costituzione vigente e si ottenevano già qualcuno ha voluto dire porto a casa tutte le 23 competenze e il risultato è stato zero. Consapevole delle difficoltà, il candidato e la sua squadra sono pronti a metterci la faccia per il Veneto e i veneti. Forze diverse che hanno fatto una scelta attorno alla mia persona. E io sottolineo questo perché nel passato chi era fuori dal sistema si frammentava, qui invece siamo in tanti assieme, questo è un valore aggiunto, è una risposta nuova rispetto al passato. Apriamo la pagina del maltempo, siamo a Treviso, intanto vedete come sempre in sovraimpressione il sondaggio di Ring, siamo a Treviso in centro città, dicevamo con il sindaco Conte abbiamo fatto il punto su come sta la città, dato che anche ieri con le piogge del pomeriggio il sottopasso della stazione si è allagato. Il sottopasso non è stato interdetto, c'è stato un piccolo allagamento di pochi minuti perché poi è rientrato subito. Abbiamo prontamente segnalato il problema a RFI che ha ripristinato, adesso non so dirvi la genesi del problema, se è legato a qualche pompa, però ricordo che il quadrante stazione ferroviaria è di riferimento a RFI, quindi fanno bene i cittadini a segnalarmelo, è altrettanto vero che io riporto la segnalazione a RFI. Se è vero che il disagio per il sottopasso non è stato impattante come le altre volte in cui ha piovuto in città, è altrettanto vero che è molto vicina alla riapertura pubblica del passaggio, chiuso proprio qualche mese fa da Ferrovie dello Stato a causa dei continui allagamenti. A luglio apriremo il nuovo sottopasso, quindi metteremo finalmente la parola definitivamente fine a tutti questi disagi. Si allunga invece la tempistica del cantiere della stazione che piaga la vista e la viabilità del quadrante. Il sindaco ha interpellato i vertici di RFI. Mi hanno garantito che per dicembre 2025 il fronte nord, diciamo il fronte Treviso, sarà completato e con il nuovo anno poi cominceranno i lavori il fronte sud, quindi zona lato San Zeno. Rimarrà poi da completare l'area esterna fronte stazione, quindi con la rotatoria, ma attenderemo le Olimpiadi perché le Olimpiadi sono a febbraio, quindi dopo le Olimpiadi andremo a completare alcuni piccoli lavori sull'area esterna e prenderemo per mano il fronte sud. Però devo dire che oggi finalmente l'impresa sta lavorando a buon ritmo. A parte qualche albero caduto, nessun problema invece per il maltempo. I bacini di laminazione e i lavori svolti in passato hanno ben contenuto. Il rifacimento del sottopasso di via Sarpi, la messa in sicurezza idrogeologica di via San Vitale e anche il vaso di laminazione di San Lazzaro che ha messo di fatto al sicuro il quadrante della Ghirada, ieri hanno dato esito assolutamente positivo, segno evidente che i lavori sono stati fatti bene e erano necessari. Dobbiamo migliorare da un punto di vista della pulizia delle strade e della manutenzione del verde verticale e di questo parleremo nei prossimi giorni con Contarina, perché se c'è stata qualche microcriticità legata a delle sporcizie presenti in corrispondenza del caditoio dobbiamo certamente risolverlo. E allora adesso siamo sempre con il maltempo a Preganzola, al confine con Dosson di Casier. I cittadini di Via Basso infatti vivono un'emergenza continua ogni volta che piove abbondantemente. È stato lì per noi il nostro Nicola Marcato. Nel giro di poche ore qui come al solito si forma un fiume e si allaga tutta la zona. Sale dalle cavitoie che dovrebbe andare giù, 20 centimetri d'acqua ieri. E immondizie, fognature, bidoni dell'immondizia dappertutto. I residenti di Via Basso tornano a far sentire la loro voce dopo l'ennesimo episodio di allagamento dovuto alle piogge intense. La strada che segna il confine tra i comuni di Preganziola e Dosson di Casiera si trasforma puntualmente in un fiume d'acqua piovana, mista a liquami fognari, invadendo giardini, garage e abitazioni. Una volta succedeva una volta ogni tanto, adesso succede 3-4 volte all'anno. Non va bene così, insomma ci deve essere qualche soluzione. Un problema noto da decenni e di cui anche l'amministrazione è ben consapevole. Il sindaco di Preganziola, Elena Stocco, intervenuta sul posto con un tecnico del comune, vuole rassicurare i cittadini.
Comprendiamo la situazione, in effetti è una situazione che appunto vede qui in questo territorio una sofferenza idraulica, lo vede da diversi decenni, e comprendiamo ovviamente il disagio dei concittadini. Nell'agosto dell'anno scorso nella via era stato ridimensionato un pozzetto di contenimento delle acque. Con un intervento di complessivi 100.000 euro abbiamo implementato la capacità appunto di questa infrastruttura, quindi andando a modificare la capienza. È chiaro, non sarà un intervento risolutivo, ma intendiamo procedere con ulteriori interventi, coinvolgendo sia il Consorzio Acque Risorgive e anche con il rapporto che già abbiamo anche con il Comune di Casiar. Ci hanno assicurato la disponibilità piena e totale a collaborare per andare a studiare, a risolvere insieme quelle che sono le criticità date da un lato da una situazione appunto di pendenze delle strade, ma soprattutto bisogna studiare e andare ad ampliare quella che è la capacità di risposta delle infrastrutture e quindi anche poi dei sottoservizi. Quindi siamo pronti per lavorare fin da subito per provare a dare risposte a questo territorio che merita ovviamente una risposta che possa essere di lungo periodo. Primo incontro del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, con Papa Leone XIV questa mattina in Vaticano in occasione dell'appuntamento voluto dal Papa con tutti i vescovi italiani. Questa è la foto che è stata diffusa proprio per l'incontro di questa mattina, poco più di un mese dalla sua elezione. Quella italiana è la prima conferenza episcopale nazionale che Papa Leone ha incontrato, e al Papa il Vescovo Michele ha portato il saluto di tante persone che come lui l'hanno chiesto, tanti e tante che pregano per il Papa e che le vogliono bene. Queste le parole del Monsignor Tomasi a Papa Leone XIV. Ed è stato presentato il progetto Dream Builders, un percorso di formazione e inserimento lavorativo di giovani con autismo. Dream Builders for Centro Marca Banca è un laboratorio che coinvolge 5 giovani dello spettro autistico di età compresa tra i 20 e i 26 anni, individuati da Adults 2 e dal Servizio Disabilità Adulti, per ridare loro dignità lavorativa e nuove competenze digitali. Obiettivo concreto quello di attivare e gestire una piattaforma di un sito web per il circolo ricreativo del personale della banca. Laura Lovisa, project manager, spiega come il coinvolgimento di pubblico, privato e terzo settore possa far emergere collaborazioni di eccellenza. Il vero elemento di novità è il fatto che si sia creata una rete coesa che si suddivide i compiti, le responsabilità, l'impegno, e quindi quando c'è equilibrio, quando c'è reciprocità, ecco che automaticamente il progetto diventa davvero inclusivo e sostenibile. Percorsi che vanno valorizzati, che hanno portato negli anni a 90 persone assunte in 115 tirocini offerti. Portano avanti una progettualità importantissima, la progettualità del futuro, per un inserimento, per un progetto di vita che noi riteniamo essenziale, perché voglio dire, queste persone sono le persone originali che hanno delle competenze e queste competenze vanno valorizzate al massimo, cosa che si sta facendo, ma dobbiamo farlo sempre di più. Percorso che ha visto Centro Marca Banca al centro del progetto fin dall'avvio del dialogo con la rete Dream Builders. Un percorso di crescita, di formazione che andasse anche oltre, anche con pillole di educazione finanziaria per questi ragazzi, quindi un progetto che è una grande opportunità per loro, per questo progetto, ma è una grande opportunità per noi anche per sostenere un progetto che ha un grande impatto sociale. Questo è molto importante, è un dividendo che noi stacchiamo e ne siamo orgogliosi. Pubblicità tra poco. Eccoci tornati in diretta ancora con le notizie, un'edizione da ricordare, quella del 2025 per la marca classica. Gli specialisti vengono ogni anno a trovarci a Treviso e questo ci fa molto piacere perché la gara è bella, naturalmente anche il territorio offre delle località e dei percorsi suggestivi dove le prove cronometrate vengono fatte in maniera ancora più appassionata. Ce l'hanno sempre parlato molto bene di questa gara, hanno detto guarda che bellissima, organizzata bene così, quindi visto il passaparola che è importantissimo siamo qua. L'edizione 2025 della marca classica si è disputata su un percorso di quasi
quasi 190 km che ha attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi della Marca trevigiana, tra le colline ricamate di vigneti, borghi storici e strade immerse nel verde. Ogni tratto ha offerto agli equipaggi scenari spettacolari e una guida tecnica e coinvolgente. Il tracciato, ormai un classico per gli appassionati di regolarità, ha unito la bellezza paesaggistica all'ospitalità tipica del territorio, tra eccellenze enogastronomiche e grande partecipazione locale. E vengono da tutte le parti d'Italia e continuano a reputare questa una delle più belle gare d'Italia. Comunque, oltre che per chiaramente le note forti, paesaggistiche che ci invidiano tutti, anche per la qualità, appunto, come dicevo, dell'accoglienza, dell'ospitalità. Una bella gara, dei bei posti, quindi ti godi anche il panorama. E ancora una volta la famiglia Scapolo a dominare la Marca classica, giunta all'8ª edizione, valida per il campionato italiano regolarità autostoriche. Alberto e Giuseppe Scapolo, a bordo della loro intramontabile Fiat Balilla, hanno conquistato la 7ª vittoria complessiva, la 6ª consecutiva, confermandosi imbattibili protagonisti della manifestazione organizzata dall'Automobile Club Treviso. La Marca classica si conferma appuntamento di riferimento nazionale dove sport, cultura e motori si fondono in perfetta armonia nel cuore della provincia trevigiana. Meraviglioso, come sempre, come tutti gli anni. Il percorso è strepitoso sia tecnicamente sia come paesaggi. Siamo allo sport, grande trionfo dei Salgators sul campo di basket di Cesenatico, dove si sono svolte le finali nazionali a 8 di basket in carrozzina del campionato WISP. I giocatori di Salgareda si sono conquistati punto dopo punto la vetta d'Italia, vincendo tutte le gare. Decisiva la sfida contro il Pegli, formazione di Genova. Capitanati da Valerio Dalben, la squadra conta 15 atleti, tra cui 2 normodotati, Daniele Spinazza e Leonardo Turcatto, allenatore anche della squadra. Grande il tifo arrivato da Salgareda fino a Cesenatico, e la pizzeria del paese, in onore della vittoria, ha deciso che sarà dedicata una pizza apposita che sarà inserita nel menù a nome della squadra, appunto i Salgators. E con questa bella notizia ora passiamo alle notizie invece dal Bellunese. La frana di Cancia, siamo a Borca di Cadore, il giorno dopo non ci si può fermare, i detriti rischiano di solidificarsi. Vediamo come è proseguita la giornata. Frana di Cancia, mentre si continua a scavare cercando di liberare le case dai detriti, si ragiona sull'accaduto. Bisogna fare in fretta prima che la colata si solidifichi in maniera irreparabile e le squadre di volontari continueranno ad avvicendarsi fino a quando non verranno liberati tutti i locali invasi da fango e sassi e gli stessi non saranno stati portati via. Da una prima analisi si è ritenuto che le opere di contenimento realizzate dopo la tragica colata del 2009 siano state utili a mitigare gli effetti della frana di domenica notte, anche se non sufficienti a neutralizzarla. L'evento meteorologico scatenatosi, con oltre 50 mm di pioggia nell'arco di 30 minuti, è stato di una portata mai vista in precedenza, tanto da produrre la furia di un vero e proprio fiume di acqua, fango e detriti, sceso a velocità impressionante. Le valutazioni e le analisi del caso sono in corso. Abbiamo seguito fin dall'inizio la situazione legata a questo grave evento che si è verificato appunto qui a Borca di Cadore. Verificheremo adesso i tempi anche occorrenti per mettere in sicurezza tutte le abitazioni e anche la viabilità naturalmente. La sua speranza è che si possa risolvere in quanto tempo? Ci si augura che possa essere il più breve possibile per limitare i disagi ai cittadini. La vivo come va vissuta, bisogna darsi da fare per ripristinare le condizioni di sicurezza in parte, come abbiamo ben visto, che avevamo prima di questo evento. Adesso dobbiamo ripristinare le condizioni che avevamo ante evento, quindi votare i 2 invasi che avevamo su, che sono 2 invasi da 30.000 metri cubi, bisogna votarli, quindi vuol dire 3.000 viaggi di camion, insomma, non uno. Protagonista in questa vicenda la provincia di Belluno, cui la regione, su richiesta degli stessi cittadini, affidò la gestione della frana. Siamo sicuramente mitigato qualcosa che poteva diventare una tragedia, un disastro veramente epocale, perché insomma dall'esperienza di molte persone che l'hanno rivissuta, questa è stata sicuramente la colata più forte che sia venuta giù verso Cancia. Quindi da questo punto di vista io sono convinto che questa sia stata un'opera importante
importanti, imponenti. Adesso dovremo cercare di liberare le vasche, ma anche lì ci vorrà del tempo, in modo che se può capitare nuovamente abbiamo comunque una situazione abbastanza sotto controllo. Poi è chiaro che l'eccezionalità è difficile da gestire. In provincia necessariamente si torna a parlare dell'ipotesi più drastica, quella di evacuare definitivamente Cancia trasferendo altrove i residenti. Questo è un grande tema, ne ho parlato ieri con tanti abitanti, è chiaro che lì ci sono affetti, ci sono sacrifici di tanti anni. Se c'è rischio però per la vita. Esatto, quella è la priorità assoluta e quindi anche questa è una valutazione da fare con attenzione, parlando ovviamente con chi di dovere e trovando poi anche delle soluzioni alternative. È chiaro che in questo momento affrontare questo tema con i residenti diventa molto difficile dal punto di vista emotivo e quindi è un tema che però dovremmo cercare di affrontare sicuramente. E se qualcuno mi dà i soldi per spostarsi, io sono d'accordo. Ma lei sarebbe d'accordo per spostare, per evacuare comunità in maniera definitiva? Tira fuori il denaro? È sempre una questione di soldi. Se qualcuno paga e fa un villaggio da un'altra parte... Lei sarebbe d'accordo? Qualcuno paga però. È terminato il vertice in prefettura, le parole adesso dell'assessore alla protezione civile Bottaccini. Abbiamo appena terminato la riunione in comune a Borca di Cadore, convocata dal prefetto di Belluno, per cercare di capire cosa succederà nelle prossime ore. Allora, innanzitutto domani proseguirà la pulizia della viabilità principale e anche di quella comunale, con l'obiettivo di riaprire la strada statale 51 di Alemagna dopodomani, quindi da giovedì mattina. Quindi per domani tutta la giornata continueranno le operazioni di sgombero e pulizia, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile che sono qui in massa. Sono stati definiti ruoli, compiti e procedure per le prossime ore. Il sindaco, su indicazione dei vigili del fuoco, provvederà a fare uno sgombero temporaneo di alcune abitazioni a scopo precauzionale e poi le condizioni meteo che ci sono in queste ore ci consentono di poter lavorare in maniera abbastanza tranquilla. Ovviamente l'obiettivo è quello di ripristinare la situazione e mettere in sicurezza il territorio nel più breve tempo possibile. Un'altra giornata passata con i residenti di Borca di Cadore, di Cancia, sentiamo le loro impressioni, le loro voci. Dal 2009, quando a Cancia, a causa della frana, morirono 2 persone, c'è questo cartello. La frana purtroppo si è ripetuta, per fortuna senza vittime, ma vediamo come hanno reagito gli abitanti di questa frazione di Borca di Cadore a quanto è accaduto. Cosa si può dire? Ma che magari forse speravamo che non arrivasse, ecco, quello, perché magari i lavori li hanno fatti su, però io dico sempre, è un po' tutta l'Italia che ha questi problemi dovuti anche al clima o a questi improvvisi temporali, però questo succede, non è che andiamo a fare polemiche. Verrebbe da prendersela con i nostri amministratori, perché questa è la 3ª volta che qui viene una frana e ogni volta fa disastri. Se la senti commentare quello che è successo? Oddio, una cosa per me orribile, perché io non mi aspettavo, non ho visto mai una cosa genere, quindi sono spaventato tantissimo. Non me l'aspettavo tutto questo disastro qua naturale, ma se è che era forte il temporale, quello sì, ma diciamo che se non pioveva era meglio. Iniziamo dalla sera prima, tutto a posto, tutto pulito, arriva l'elicottero perché c'era stata la scena del Marcora, la discesa della punta, e con l'elicottero controllavano le varie frane e tra queste c'era quella di Cancia. Tutto risultava perfetto, assolutamente invaso libero, non c'era nulla. Alle 23:30 si è alzato un fortissimo vento e soprattutto questa pioggia battente che sembrava grandine dal rumore che faceva, e in mezz'ora ha fatto partire la frana. Questo è quello che è accaduto. Per il futuro c'è chi pensa che Cancia non possa più essere abitata. Ma se fosse una sicurezza spostarci, io avevo ancora quei tempi che l'ho presa dentro, mi sarei già spostata, però se uno non può, sarebbe una bella idea. Metà gente non vuole perché ha la casa del nonno, la casa dell'avo, la casa sua. Lei personalmente? Io sì, sono d'accordo, perché penso che vivere tranquillo sia una cosa, un diritto. Io penso di sì. Sono fuori di testa. Sono fuori di testa secondo me. Si può svuotare un villaggio e che sistemano le villette. La frana che viene giù da qua dovrebbe essere spostata
tra Cancia e Vodo, dove c'è solamente prato. Io dico che sarebbe una buona idea, perché secondo me per quelli che magari non hanno case o magari che gli mancherebbe, secondo me sì, secondo me è una buona idea. E per questa edizione del telegiornale è tutto, grazie per averci seguito. Dopo di noi come sempre le previsioni del tempo, una buona serata, arrivederci.